Buonasera e benvenuti amici di Fanner dal Green Club per la 10ª giornata della Serie A della Lega Calcio A8. I padroni di casa della Roma Calcio A8 Green Club in testa in solitaria in classifica affrontano il Bar Cristal che vuole vincere per poter accorciare il distacco dalla vetta. Mentre che le due squadre seguono il saluto di rito andiamo a leggere le liste delle due formazioni. La Roma Calcio A8 viene qui al campo di casa con il numero 2 Conti, il 5 Cortese, il 24 Ek Sciubi, il 12 Giorgi, il 20 Lavagnini, il 3 Oliva, il numero 1 l'estremo difensore Opara, Pauliello con il 6, il 10 che è Parroni, l'8 Pisapia, il 9 Rossini, il 7 Seferi e il 4 Simmi. Mentre il Bar Cristal viene al campo del Green Club con Amodio tra i pali con il numero 1, Campanella con il 7, il 2 che è Ciuffa, con Cudelli con il numero 17, il 13 che è Di Mario, il 15 Eramo Fabio, il 9 Faccini, il 5 Franci, Jacobelli con il numero 12, il 10 che è Pacifico, Palombi con il 6, Panci con il 3, Pomarico con l'8, l'11 che è Seidini e il 4 Trodini. È tutto pronto per l'inizio della partita, saranno i padroni di casa a dare il via al match con il numero 24 Ek Sciubi che darà il via nel momento in cui arriverà il fischio di inizio della partita che arriva ora. Subito ovviamente i padroni di casa con la palla tra i piedi sulla destra con Seferi, pressato, prova a saltare due uomini. L'ultimo tocco è stato proprio del numero 7 della Roma Green Club, quindi rimessa laterale per il Bar Cristal, prima palla persa della partita per i padroni di casa. Faccini prova a controllare ma non riesce, Seferi va in verticale a cercare il contropiede che però non riesce a concretizzarsi per l'ottimo intervento della difesa in uscita. Panci va a giocare sul centro, poi la palla è sulla destra, lancio lungo, la chiusura di Oliva, palla che torna nella zona presieduta da Panci che va nuovamente al lancio lungo, fa buona guardia però la difesa che appoggia verso Oliva con un'esitazione ma riesce comunque a lanciare su Seferi, il tocco all'indietro e arriva il fischio arbitrale per il fallo subito da Lavagnini. Sarà quindi calcio di punizione per il Green Club. Pauliello va sulla sinistra, ha cercato nuovamente Oliva, in avanti Oliva su Esh QB, poi Seferi ha di fronte a sé un uomo, riesce a saltarlo, ancora Seferi, prova ad andare via, gli rimane il pallone sotto i piedi, non riesce a controllarlo. Poi sulla chiusura difensiva il pallone era uscito, Panci non riusciva a mantenerlo in campo concedendo una rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma Calcio A8 che ora perde il pallone grazie all'ottimo recupero difensivo. La chiusura, il fischio arbitrale, calcio di punizione per i padroni di casa. Sarà subito questo fallo sulla lotta nella palla vacante. Punizione altro non è che un calcio d'angolo battuto da posizione più ravvicinata, neanche di troppo in realtà, perché è molto vicino alla mezzaluna del calcio d'angolo. Sul punto di battuta c'è Seferi che potrebbe anche appoggiarla al suo compagno, infatti così è uno schema, la palla all'indietro su Oliva, esce bene però la difesa del Bar Cristal e costringe Oliva a riappoggiarsi all'indietro su Opara. Opara, lancio lungo sulla sinistra, è messo giù bene il pallone, poi il cambio di gioco a cercare Seferi, la chiusura difensiva dove però poi nel seguente lancio solo maglie grigie e quindi possesso palla che rimane nei piedi di Oliva, nei piedi della Roma Calcio 8. Pauliello va sulla sinistra, palla in avanti, QB è chiuso senza fallo per il direttore di gara, arriva poi il fischio, batte velocemente la punizione su Seferi. Ancora Seferi, chiuso da dietro ottimamente da Pacifico che gli porta via il pallone, va a servire Faccini sulla destra, prova a centrarsi il numero 9 del Bar Cristal, uno dei migliori marcatori della squadra in maglia gialla. Ora è chiuso in avanti però ancora il pallone ritorna tra i piedi di Faccini, ottimo l'intervento da parte di Pauliello che chiude il calcio in rimessa laterale, scusate, rimessa laterale che verrà battuta da Panci.
movimento in area di rigore, Panci va direttamente al centro, chiusa bene però dalla difesa, va a servire FQB che la mette giù, poi la allarga in avanti in un campanile su Seferi che poi commette fallo nella lotta con Panci. Quindi punizione per gli uomini agli ordini di Concudelli. Questa punizione sul centro, palla sulla destra, ancora all'indietro, palla lunga poi cercata che con una serie di rimpalli torna poi all'indietro, torna dove c'era Palombi che l'ha fatta sfilare sul fondo, concedendo così una rimessa per il suo estremo difensore Amodio. Amodio è costretto ad andare al lancio lungo con le mani a cercare il numero 11 Seidini, che lotta ma non riesce a vincere il contrasto con Pauliello. Ora Pauliello chiuso da due uomini, Faccini arriva con troppa irruenza e commette fallo. Calcio di punizione quindi per la Roma Calcio 8, giocato su Opara che poi allarga in direzione di Oliva, molto sfruttata la fascia destra, quella di Oliva e Seferi dagli uomini di Ferretti. Ora passaggio intercettato che era indirizzato in direzione di Pisapia. Oliva gioca! Ora il pallone recuperato e poi la conclusione cercata da Faccini che non riesce a sorprendere Opara. Rimessa laterale quindi per i padroni di casa, giocata all'indietro su Pauliello, all'indietro verso Opara. Qui sono stati scaldati i guanti poc'anzi, ora Oliva in avanti su Seferi, Seferi ha di fronte a sé Panci, lo prova a saltare, capisce tutto però il numero 3 e lo chiude in rimessa laterale. Va sul pallone l'altro numero 3 Oliva, quello della Roma Calcio 8 che gioca su Seferi, prova a girarsi Seferi, la palla è fuori, la conclusione cercata da Lavagnini che termina di poco al lato. Sette minuti sul cronometro, 0-0 il punteggio, buona partita finora, molto combattuta. Ora perde un pallone il Bar Cristal, Seferi ci prova, ci mette il ginocchio Amodio deviandolo in angolo, angolo che sarà battuto dal mancino di Seferi, è messa fuori, controllato il pallone da Pisapia ma il suo tiro termina al lato. Alza l'intensità offensiva la Roma Calcio 8 con questi 3 tiri nel giro di un minuto circa. Ora è rimessa laterale per Oliva, Seferi perso il pallone, la conclusione con il destro da parte di Seidini, ottima la risposta di Opara in calcio d'angolo. È rimasto a terra Seferi nel contrasto precedente proprio con Seidini. Sì, no, non era Seidini ma Campanella. Si va a sincerare delle condizioni di Seferi che si è rialzato. Può essere battuto questo calcio d'angolo da Faccini. La palla al centro messa fuori di testa dal numero 24 che la spedisce in rimessa laterale. Ancora Bar Cristal, ancora Faccini, controlla il pallone, prova a servire di tacco un suo compagno non riuscendoci. Va all'indietro su Cortese, ancora trovato Pisapia, Lavagnini all'indietro verso Oliva, sale Oliva, va lancio lungo, cercare Lavagnini, chiuso però dalla difesa, sarà rimessa laterale. Verrà giocata dal numero 3 Oliva, la gioca su Seferi, mette giù il pallone numero 7, si appoggia con il Silizio, scambia con Pisapia, di prima intenzione Lavagnini, prova a dare un pallone mostruoso per Seferi ma non riesce neanche il controllo di petto da parte di Pisapia. È recuperata la sfera dal Bar Cristal, poi la chiusura, contrasto ma
niente di che, è stata dura da parte di entrambi i giocatori, comunque sia si rialzano senza problemi e ha ripreso il gioco, anzi no, dice il direttore di gara. Dovrà ricominciare il gioco dal portiere Amodio. Va Amodio, lancio lungo, colpito di testa, messa giù, arriva a tutta velocità Campanella, arriva anche il fischio arbitrale, arriva la munizione per Pisapia. Primo minuto del match, questo fallo su Campanella che era riuscito comunque a calciare. Il direttore di gara ha convenuto di fermare il gioco, quindi punizione interessante con una battuta verso la porta difesa da Opara che chiama 3 uomini in barriera. Conta la distanza il direttore di gara per la barriera. Sul punto di battuta ci sono sia Faccini che Pacifico. Sembra Pacifico iniziato per calciare verso la porta, invece è uno schema con Faccini che libera il mancino, chiuso però dalla difesa della Roma Calciotto, che poi nel mettere fuori non riesce a mantenere il possesso del pallone, regala così un altro possesso al Bar Cristal. Nuova rimessa laterale ora per gli uomini in maglia gialla. Indietro il pallone verso Amodio, lancio lungo, Sedini va a giocare sul Pacifico, tocca solo il pallone, arriva Seferi, ma arriva anche Campanella che riesce a mantenere il possesso del pallone, si apposta sul numero 10, ora Faccini prova a liberare il mancino, desiste, ancora cercato Faccini da Pacifico, Campanella, tocco sempre in direzione del suo numero 9, ma è intercettato, può partire il contropiede di Seferi, vai via in mezzo a 2, ne brucia anche un altro giocatore, l'appoggia all'indietro su Escubi, scivola, sfortunatamente Pisapia nel momento in cui si stava coordinando per calciare verso la porta. Rimessa laterale quindi per il Bar Cristal. Pacifico, palla lunga verso Sedini che la controlla, si gira il numero 11, prova ad andare via sulla destra, non ha abbastanza campo per proseguire la sua corsa. Rimessa laterale quindi per la Roma Calciotto, Pisapia verso Lavagnini, conquistato il pallone però da Campanella che appoggia a Faccini. Faccini serve Campanella, lo scambio veloce, Faccini in area di rigore, la palla al centro, la chiusura da parte di Cortese, sarà calcio d'angolo, quindi ritmi altissimi finora in questi primi 12 minuti di partita. È rimasto a terra Faccini nel frattempo, la corsa è arrivato lungo, ha urtato con le reti protettive di campo, comunque si è rialzato e ha già appostato il pallone per questo calcio d'angolo. Va Faccini, la sotterra sul primo palo, messa fuori senza difficoltà dalla difesa, poi il colpo di testa di Pacifico, palla che viene girata in una rovesciata, almeno questa era nelle intenzioni di Faccini, la palla è terminata altissima, Opara già la rimessa in gioco verso Seferi che punta all'uomo, va via Seferi con un tunnel, poi la scivolata a chiudere sul pallone secondo il direttore di gara. Pisapia, chiuso da Faccini, va su Lavagnini, una finta di Lavagnini, poi il suo sinistro piega le mani ad Amodio e termina in rete, arriva all'1-0 per i padroni di casa. Io te lo dico, ma come cazzo di fare? Non mi va a parlare perché ti finisce male. Sulla palla, sto intervento. Seferi protesta per l'intervento subito precedentemente e viene ammonito per le proteste.
segnando il direttore di gara sul taccuino sia la munizione di Seferi sia il marcatore, e riprende ora il gioco. Faccini va su Pacifico, prova subito a calciare, la palla però è smorzata, termina fuori. Ci ha provato Seferi ad arrivare ma era troppo lunga. Oliva chiude in rimessa laterale. A giocarla sarà Panci, lo fa in avanti, la sponda di testa, dove però c'è solo Cortese, chiama il pallone QB ma non viene visto e servito, viene servito ora, ma era rientrata la difesa del Bar Cristal e Ciuffa chiusa in rimessa laterale. È arrivato anche il time out chiamato dalla panchina della Roma Calcio 8, pronto a riprendere il match dopo il time out chiamato da Ferretti. Ora la palla è ancora naturalmente della Roma Calcio 8 con Cubi che prova a girarsi, il pallone termina nei piedi di Seferi che serve ancora il suo compagno, ancora Cubi chiuso da terra, poi riesce Pacifico ad andare in avanti, arriva il pallone su Oliva che serve Seferi. Pauliello va a giocare in direzione di Seferi che ha spazio per partire, serve Lavagnini, c'era Pisapia, ora QB ma scivola perché comunque sia molto umido, è piovuto molto, il campo è bagnato, il pallone è bagnato, non è facile riuscire a mantenere il possesso. Oliva va su Pauliello, poi Cortese in avanti verso Pisapia, gira di tacco continuamente in direzione di Seferi, finta di tiro di Seferi, fa partire il mancino, è parato però da un difensore che con il piede ha salvato la porta di Amodio. Rimessa laterale ora per Oliva, ancora in attacco la Roma Calcio 8, Oliva libera il destro, Oliva era praticamente un traversone, è stata deviata la sfera, anzi no, non è stata deviata, rimessa laterale sì, però per il Bar Cristal che la gioca in avanti verso Seidini, controlla Seidini, è chiuso da due uomini, riesce comunque ad andare via, a servire poi Campanella, chiuso da dietro ottimamente dal rientro di Lavagnini, poi ancora Campanella, Faccini all'indietro, Pacifico scivola e recupera la sfera Lavagnini, serve Seferi ha di fronte a sé Panci che intuisce tutto, non si fa ingranare dal movimento di gambe del numero 7 e lo chiude in rimessa laterale. Oliva, Panci esce bene, poi da dietro la scivolata, l'ultimo tocco era stato di un giocatore in maglia gialla, è salvato dal possibile calcio d'angolo, lancio lungo verso Seidini, colpo di testa di Pauliello, Oliva ancora su Pauliello, Cortese ancora di testa, questa volta il pallone viene controllato dalle mani di Opara che la mette bassa su Pauliello. Oliva all'indietro verso Pauliello, Cortese va su Lavagnini, di tacco indietro su Pauliello, Oliva è messa la squadra del Bar Cristal che obbliga continuamente ai lanci lunghi i giocatori della Roma Calcio 8. Ora corre Panci, arriva QB, la tocca ma non riesce a controllarla, sarà rimessa dal fondo, quindi per Amodio il numero 1 del Bar Cristal in avanti, Cortese di testa, tocca Lavagnini di testa ancora sfera che non riesce a essere messa giù se non da Seferi che punta e riesce a saltare, questa volta due uomini, entra in area di rigore Seferi, la tocca all'indietro su Ektubi che appoggia in rete, la grandissima palla passata da Seferi dopo una grandissima azione personale, 2-0. Non è riuscito Panci questa volta a chiudere Seferi che una volta che riusciva ad andargli via è stato impossibile fermarlo per il numero 3 che comunque lo sta chiudendo alla perfezione.
Servizio ancora in avanti Oliva, però è ancora un lancio lungo da parte di Panci nella zona di Cortese, scivola Cortese, riesce comunque a toccarla Pauliello. Oliva va su Seferi, ancora Oliva. Calma, respiriamo, calma, oh! Cortese in avanti Cortese su Pauliello, QB si gira in area di rigore, esce però Amoddio, evita ogni pericolo e la fa sua. Panci chiuso da Seferi in rimessa laterale che verrà giocato dallo stesso numero 3, gioca all'indietro, lancio lungo che non è perfetto, Pisapia controlla il pallone, serve a QB, ancora il passaggio di torno su Pisapia, non riesce nel controllo, palla che poi termina fuori in rimessa laterale, è Oliva a giocarla sulla Paglini, ancora Oliva all'indietro verso Pauliello. Oliva, Seferi cercano nello stretto di trovare spazi i giocatori della Roma Calcio a 8 nel tentativo di aprire una difesa che comunque sia finora è risultata molto ostica per i capodisti di questa Serie A della Lega Calcio a 8. Ora all'indietro il pallone, corre QB, riesce a conquistare la sfera, salta un uomo, si appoggia all'indietro su Pisapia che indirizza all'angolino dove Amoddio non può arrivare, il pallone del 3-0. Dai, Ananas! Attesa che il numero 28 sistemi lo scarpino, riprende il match. Sedini. Ora il Bar Crystal deve per forza di cose cercare di trovare un gol prima della fine di questa frazione di gioco. Sedini, cross al centro, è chiuso Faccini in area di rigore, chiuso dietro da Pisapia, la conclusione di Pacifico, ma la palla termina di poco al lato. Opara può rimettere in gioco il pallone, lo fa lanciando lungo verso Seferi, arriva Panci di testa, indirizza il suo colpo di testa verso Pauliello che fa sfilare il pallone sul fondo dove Opara potrà rimetterla con tutta la tranquillità in campo e lo fa allargando sulla sinistra, chiusura su Pisapia, ancora in rimessa laterale, Cortese, Seferi va a giocare all'indietro sulla Magnina, Campanella ha intuito tutto, ha provato anche a far partire il destro ma non c'è riuscito, corre a QB per mantenere il possesso del pallone, rischia di farlo uscire, ancora sulla linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato un uomo in maglia gialla, sarà quindi rimessa dal fondo per Opara, ottimo, quindi lo sforzo ben pagato soprattutto di QB per tenere il pallone in campo. Opara allarga su Pisapia, all'indietro il pallone verso Cortese, Cortese finta il lancio e appoggia su Opara, poi è lui che lancia in direzione dei QB, corre Campanella di Seferi, preferisce farla sfilare sul fondo guadagnandosi una rimessa con le maniche, giocata da Panci su Pacifico, Pacifico prova ad andare via sulla sinistra, la chiusura in rimessa laterale da parte di Oliva, rimessa laterale di cui si incarica la battuta a Panci, va al centro, Cortese liscia il pallone, protestano per un fallo di mano i giocatori del Bar Crystal, il direttore di gara non era sanzionabile con l'estrema punizione, le proteste nel frattempo di Sedini che intanto costano un giallo per il numero 11, infatti viene ammonito Sedini, ancora però proteste anche nei confronti dell'altro direttore di gara che era più vicino all'azione, comunque sia per i direttori di gara
tocco di mano è stato involontario, causato dall'aver colpito malissimo il pallone. E sarà quindi solo calcio d'angolo. Ora proteste. Comunque il gioco continua con questo calcio d'angolo battuto potentissimo, attraversa tutta l'area di rigore, termina fuori. Pisapia su Cortese. Il lancio lungo verso Seferi, prova a controllare il pallone ma non ci riesce. Chiuso bene dalla difesa di Palombi. Quindi, rimessa laterale, giocata su Seferi. Va all'indietro verso Pauliello. Poi Opara. Oliva. E arriva il duplice fischio dell'arbitro. Termina qui il primo tempo. 3-0 per la Roma Calcio 8 Green Club sul Bar Cristal. Tutto pronto quasi per la ripresa di questo secondo tempo. Stanno finendo di schierarsi in campo i giocatori del Bar Cristal. Ancora indicazioni da parte della panchina al numero 7 Campanella. Ovviamente sta tornando in panchina il mister del Bar Cristal, è pronto quindi a riprendere il gioco, a riprendere questo secondo tempo sul punteggio di 3-0 per la Roma Calcio 8 Green Club, che ha saputo sfruttare al meglio tutte le azioni che è riuscita a costruire. Diverso il discorso invece per il Bar Cristal, che si sta giocando bene, sta difendendo bene, ma non riesce a costruire alcuna azione pericolosa finora per Opara, se non un tiro di Pacifico che è uscito veramente di pochissimi centimetri. Comunque sia, niente di pericoloso. Ora è Pisapia che viene chiuso dal rientro difensivo. Il Bar Cristal va, lancio prendo sulla sinistra, misura fallosa, farà calcio di punizione quindi per gli uomini in maglia gialla che la giocano sul numero 5 Franci. Appoggia al centro, con buona guardia però il centrocampo del Bar Cristal, poi Rossini viene chiuso fallosamente. Sarà quindi calcio di punizione, fallo commesso da Campanella. Punizione che la gioca Pisapia verso Oliva. Seferi ha di fronte a sé con Cudelli, poi già all'indietro con Pauliello che va a giocare verso Opara. Corre Faccini per disturbare l'esterno difensore della Roma Calcio 8, ma non ci riesce. Il lancio comunque sia è stato preda poi dei piedi degli uomini in maglia gialla con Cudelli, allarga sulla destra. Nuovo lancio lungo verso Franci. Probabilmente sbagliato questo lancio cercato dal numero 2 Ciuffa. La palla è terminata fuori, direttamente rimessa dal fondo. La gioca Opara su Cortese. Cortese il lancio lungo. Rossini desiste, poi va vicino a recuperare questa sfera, ma riesce a uscire bene, palla al piede. Franci sulla sinistra, si porta fuori il pallone Anzina perché è stato deviato. In rimessa laterale che Franci lascia con Cudelli, giocata su Faccini. Franci si centra il numero 5, serve con Cudelli, la palla all'indietro verso Faccini, è chiuso bene però questo passaggio in calcio d'angolo. È stato già giocato da Concudelli, ancora Concudelli servito da Franci all'indietro sul numero 5, poi l'appoggio all'indietro verso Pacifico che torna su Amodio. Amodio alza la testa per un lancio lungo che fa partire. Campanella riesce a controllare il pallone, anche ad andare via con un po' di fortuna, poi serve Faccini. Faccini è chiuso da 4 uomini, ma in area di rigore su Campanella che la tocca di testa. Buona l'azione del Bar Cristal, ma conclusione troppo semplice per Opara.
fa il lancio, rischia di perdere il pallone la Roma Calciotto, infatti così è. Pacifico fermato dall'ottimo intervento di Lavagnini, che ha costretto il giocatore di maglia gialla a perdere palla. Ora Seferi dall'altra parte, il suo mancino è altissimo e palla che termina fuori. Arrivi il pallone, eccolo, e ora Amodio può rimetterlo in gioco in direzione di Ciuffa. Panci tocca su Franci, il numero 5 prova ad accelerare, chiuso però il suo servizio, ma Oliva non è riuscito a controllarla bene. Ancora Franci che ha toccato poi per Faccini con Pacifico. Ora Franci nell'area di rigore prova a far partire il suo destro, è murato, Seferi la controlla, che è un fallo di mano che non è stato ravvisato dai direttori di gara. Seferi prova a partire in velocità, chiede troppo però. Chiuso bene Panci, poi Amodio la calcia direttamente sulla panchina in rimessa laterale per la Roma Calciotto Green Club, che la giocherà con Oliva. In avanti il pallone, Rossini lo controlla, poi non riesce a mantenerlo in campo. Nuova quindi rimessa con le mani. Faccini su Franci, ancora Faccini sulla sinistra, chiuso bene da Oliva, palla che torna su Franci con Cudelli, ancora Faccini, prova a servire Pacifico, era completamente solo, riesce ad arrivare solo ora il pallone, ma la difesa della Roma Calciotto è rientrata perfettamente. Ciuffa il cross al centro su Franci che si coordina ma colpisce malissimo il pallone, lo spedisce direttamente in rimessa laterale. Questa laterale di cui si incaricherà la battuta Cortese, la gioca in direzione di Pisapia. Lavagnini prova ad andare via in velocità, Pacifico chiuso da dietro con una trattenuta, verrà anche ammonito per questo. Quarto ammonito del match, 2 per parte. Finora il conto dei gialli, che comunque sia stata molto corretta, solo 2 gialli per fallo, mentre altri 2, 1 per parte, anche in questo caso avvenuti per proteste nei confronti del direttore di gara. Comunque sia calcio di punizione ora per la Roma Calciotto, c'è Lavagnini sul punto di battuta e c'è anche Pauliello. Va Lavagnini con il destro, un tiro verso la porta, la palla è stata deviata in calcio d'angolo. Prova a giocarla velocemente il portiere facendo finta di nulla, ma il direttore di gara ferma giustamente il gioco per dare il calcio d'angolo. Sarà Pisapia a battere questo angolo. Movimento in area di rigore, Pisapia potente, messa fuori di testa da Campanella in rimessa laterale. Va Oliva a giocarla con le mani su Seferi, ancora Oliva all'indietro verso Para. Cortese, Lavagnini, la gira di prima attenzione sul numero 9 Rossini, ancora Rossini prova a girarsi per liberare il destro, è murato. Oliva su Seferi, ancora Oliva, va via bene il numero 3 sulla destra, prova a distendersi, fa partire il destro, palla che rimbalza e termina fuori, ma ottima la giocata da parte del terzino destro della Roma Calcio 8. Campanella la tocca verso Faccini, ma esce bene Opara e la fa sua. Potrà rimettere in gioco ora il pallone Opara e lo fa giocando su Cortese. Cortese, il lancio lungo verso Rossini, arriva di testa ma cade a terra, rimane a terra chiedendo un fallo che non c'è per il direttore di gara con Cudelli. Simone non fa niente, non l'ha vista! Simone non l'ha vista! Pacifico in avanti il suo pallone per Franci, prova ad accelerare il numero 5, di fronte a sé Pauliello che lo chiude bene.
Concudelli, il cross al centro verso Faccini, di petto Faccini prova a controllare il pallone, ora Rossini, ottimo questo passaggio verso Parroni, ancora Rossini, Parroni verso Rossini, prova la scivolata, il direttore fa segno di continuare, Pacifico da su Faccini, un po' scoperto in questa occasione la Roma calcia a 8, ma chiude benissimo Lavagnini, poi Cortese all'indietro su Opara, lancio lungo, Panci non colpisce bene il pallone ma riesce ad arrivare comunque sulla seconda palla, Oliva ora che riconquista la sfera per gli uomini in maglia grigio nera, Seferi va via Seferi, un surplus il numero 7, prova ad accelerare, capito tutto Campanella, ora corre Pacifico, arriva per primo sul pallone, anche Cortese, l'ultimo tocco è stato però di Campanella, è rimessa laterale, quindi per la Roma calcio a 8, giocata in direzione di Pauliello, Cortese su Parroni, ancora Parroni, si appoggia su Seferi che si vede rimpallare la sfera, può partire Campanella in velocità, possibile 3 contro 3, Campanella con il destro ma la palla termina sopra la porta difesa da Opara, Opara velocemente su Parroni che fa scorrere intelligentemente la sfera in avanti, è rientrato Campanella, si appoggia all'indietro su Lavagnini, Lavagnini va su Rossini, ancora cercato il numero 20 che si gira con il suo destro e palla fuori nuovamente. Amodio la rimette in campo, non avrebbe potuto nulla su questa conclusione di Lavagnini se questa fosse stata più precisa. Franci chiuso da Pauliello, va su Rossini, cade a terra Rossini, non c'è fallo per il direttore di gara, c'è in questo caso calcio di punizione giocato velocemente da Faccini, Pacifico, ancora Faccini, prova a saltare un uomo, va a servizio su Campanella, si distende perfettamente però Opara e la fa sua, oscurando la vallata. Oliva, Seferi chiuso da dietro da Concudelli, sarà rimessa laterale per la Roma calcio a 8, a battere sarà Oliva, all'indietro Oliva, lancio lungo verso Rossini, cade a terra Rossini, ancora una volta, la terza volta che cade a terra e che chiede il fallo. Franci all'indietro sul Pacifico, ancora servito Franci, salta Seferi, poi non ha spazi, va con Faccini, ancora Franci, l'appoggio su Concudelli che colpisce malissimo il pallone, lo spedisce altissimo in rimessa dal fondo, verrà giocata da Opara. Oliva, lancio lungo, la chiusura, Concudelli serve Pacifico, pensa per un momento a liberare il destro, poi preferisce servire Francia, ha capito tutto, però l'ottimo Oliva che riesce a intercettare questo passaggio, poi il pallone arriva sui piedi di Seferi dopo una serie di rimpalli, ancora Seferi prende posizione di spalla alla porta, Seferi va via sulla destra perfettamente a Panci, poi viene steso dallo stesso numero 3, calcio di punizione quindi per la Roma calcio a 8, ottima giocata anche in questa occasione da parte di Seferi. Calcio di punizione, sul punto di battuta c'è lo stesso Seferi, gli si avvicina Pauliello, la distanza è il numero 7, 2 uomini in barriera per Amodio, la tocca Seferi su Pauliello, il cross di Mancino su Parroni, di prima intenzione Parroni ma è murato dal numero 7 Campanella che può andare in contropiede, chiuso dall'ottimo intervento Lavagnini, parte Perroni, ancora Parroni, chiuso nuovamente con un fallo
Chiedi distanza, aspetta. Chiedi distanza. Due uomini chiama Amodio da mettere in barriera per proteggere il palo dalla possibile conclusione di Parroni, che comunque calcia. Era arrivato comunque il fischio dell'arbitro. Mentre Amodio ancora sistemava la barriera, cioè un piede di Parroni non ha centrato lo specchio della porta. Pauliello, preso da Faccini ma non riesce a conquistare il pallone. Rossini va con il destro, Rossini ha provato il colpo da biliardo, la palla ha sfiorato il palo alla sinistra di Amodio. Pacifico scambia con Concutelli, ancora all'indietro. Nel via centrale Ciuffa, Faccini chiuso da dietro, recuperata la sfera solo per un momento perché poi Rossini sbaglia il passaggio di torno per Lavagnini. Faccini va a giocare con Pacifico, la palla per Concutelli sulla sinistra, il cross dietro dove però non c'è nessuno, la palla torna nei piedi di Concutelli che calcia, risponde bene Opara. Ora serve Cortese, mette fuori il pallone però perché è rimasto a terra un suo compagno. I crampi. Pauliello. Viene aiutato da Opara e si rialza comunque il numero 6 della Roma Calcio 8. Sarà rimessa laterale quindi per il Bar Cristal che restituirà la sfera a giocare della Roma Calcio 8, che avevano il pallone, poi Cortese lo ha messo fuori. La palla che viene data a Faccini che la rimette nuovamente in rimessa laterale. Cortese su Pauliello, ora Cortese, lancio lungo, la palla rimbalza ma Ciuffa riesce a colpirla comunque di testa, poi il colpo di testa in avanti su EQB che va con il sinistro, risponde benissimo Amodio. Palla che rimane a disposizione dei giocatori del Bar Cristal che possono andare in avanti con Campanella, ancora Campanella, va via in velocità Campanella e chiuso da dietro fallosamente da Paoli. Sarà quindi calcio di punizione. Ai passi di gara per sistemare la barriera voluta da Opara, ne vuole 3 di uomini a difendere la porta da un possibile tiro di Pacifico. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Pacifico sopra la barriera ma sopra anche la traversa, la palla non si è abbassata, quindi Opara ora potrà rimettere in gioco il pallone, è obbligata a un lancio lungo dove c'è Rossini, prende posizione Ciuffa di testa, la manda in avanti verso Lavagnini. EQB, ancora il numero 24 fa partire il destro, Murato, la palla poi termina in rimessa laterale. Opara lancio lungo, palla che rimpalza e che termina fuori in rimessa laterale. In avanti Faccini, mette giù il pallone, cade anche lui per un fallo commesso. Faccini verso Campanella, Campanella su Franci mette giù il pallone, prova il numero mezzo a 2 uomini Franci, si appoggia l'intero verso Concutelli, ora Palombi fa partire il destro Pacifico, scusate non Palombi, Opara aiutato dal palo, salva la porta, ora contropiede che però non riesce a essere finalizzato, si trasforma in un'azione manovrata con Oliva sulla destra, Oliva chiuso però prova ad andare via il numero 3
sul fisico ottimamente il difensore del Bar Cristal, favorendo la ripartenza dei suoi compagni con Franci che va a giocare su Faccini, ancora Faccini prova a calciare con il destro, vedete che non è il suo, palla messa in calcio d'angolo, Pacifico fuori su Franci, ha spazio per poter pensare a calciare, lo fa partire, chiusura di Pauliello, palla che arriva nella zona di Faccini che batte Opara e fa 3-1. Si era arrivato anche in questa occasione Opara, non è riuscito comunque a mettere la forza per poter salvare nuovamente la sua porta. 3-1 che arriva nel momento in cui la Roma Calciotto inizia a calare, non riuscendo più a esprimere il gioco visto sia nel primo tempo e sia nei primi minuti di questa ripresa. Ora Pauliello, mancano 5 minuti più recupero circa al termine del match. Ora il lancio lungo, Ciuffa cicca il pallone, QB prova a saltare un uomo, commesso fallo però su Palombi, il tentativo di arrivare sul pallone, è calcio di punizione quindi che verrà giocato da Ciuffa su Palombi. Franci, Faccini, il tocco verso Pacifico, poi Campanella, Faccini, chiuso Faccini, arriva Pauliello, spinto da dietro, arriva il fallo, il calcio di punizione. Calcio di punizione giocato da Cortese in direzione del numero 4 Simmi, che fa partire un sinistro potentissimo sul quale Amudio riesce a mettere in calcio d'angolo. Dai Simmi! Botta improvvisa questa di Simmi. Calcio d'angolo ora, giocato da Parroni sul secondo palo, dove però non c'è nessuno. È rimessa laterale quindi per Faccini. La gioca in avanti verso Campanella. Scivola Simmi. Ancora Campanella, il tocco, la Vagnini però la devia nella zona di Oliva, la mette giù, QB, serve Simmi che cambia gioco verso Parroni che prova a correre per arrivare sulla sfera ma non fa in tempo, palla che termina fuori in rimessa laterale, giocata già su Pacifico. Ciuffa, Franci, ancora il numero 5 porta avanti il pallone, serve con Cudelli, servito nuovamente Franci, converge sul destro, allarga poi verso Campanella che prova a crossare di prima intenzione. È un cambio di gioco praticamente perché la palla è arrivata a Concudelli sull'altro lato del campo. Ancora la lotta, Oliva gli porta via ottimamente il pallone, serve poi Parroni, ancora Parroni, prova ad andare via in velocità su Faccini che arriva da dietro, lo mette a terra ma riesce comunque il pallone ad arrivare su Lavagnini che guadagna una rimessa con le mani. Chiede il time out il direttore l'allenatore scusate della Roma Calciotto, infatti arriva il fischio del pronto a riprendere quest'ultimi minuti di partita. 3-1 il punteggio, rimessa laterale per Oliva che la gioca in avanti, toccato il pallone da Parroni verso QB sulla bandiera del calcio d'angolo, guadagna una rimessa laterale sulla quale arriva molto lentamente Parroni che la lascia poi ad Oliva. Il pallone in area di rigore su QB che prova a girare, era veramente difficile cogliere lo specchio della porta, infatti la palla è terminata alta. Ciuffa, gli tocca il pallone Simmi, ancora poi il numero 4, si avvicina alla rigore, la palla al centro, troppo potente però per QB che prova in scivolata ad arrivare sul pallone ma non può arrivarci, è rimessa laterale quindi per il Bar Cristal sulla sinistra, pensa per un momento a lanciarla lunga, poi desiste. Franci pressato in area di rigore, riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, è chiuso poi da Simmi, fallosamente
calcio di punizione, già giocato da Franci, su Pacifico. Ciuffa va a giocare su Campanella. Pacifico ha di fronte a sé Lavagnini, che non gli dà spazi, con Cutelli all'indietro il pallone, ancora servito con Cutelli. Pacifico su Franci, esce perfettamente Oliva, gliela porta via, poi prova a distendersi, ma l'intervento in scivolata in chiusura gli porta via la possibilità di andare via sul fondo. Ancora ora Oliva, il cambio di gioco perfetto in direzione di Simmi, che mette giù il pallone, il cross al centro verso Parroni, che di testa fa 4-1 per la Roma Calcio a 8. Io pure! 4-1, quindi gol arrivato di testa dal giocatore più basso della Roma Calcio a 8, completamente solo, ha letto benissimo il cross di Simmi, tagliando sul secondo palo, ha battuto a Moddio senza alcuna difficoltà. Faccini, chiuso da dietro, Giallo, ragazzi, giallo. rimessa laterale per il Bar Cristal, viene giocata su Campanella, gli viene portata via la sfera da Lavagnini, ora è QB, rischia di perdere il pallone, poi scivola, il pallone arriva nella zona di Franci, ha di fronte a sé Pauliello, gli va via Franci, commesso però fallo da Pauliello, che chiede scusa al numero 5 avversario. Calcio di punizione quindi per la Roma Calcio a 8. Sempre 3 uomini in barriera, Opara sul punto di battuta, c'è Franci, abbastanza interessante, un po' defilato, finisce di sistemare i 3 uomini in barriera Opara, uomini anche di fronte a Opara per disturbarlo dalla visione, ma la visuale, ma la conclusione di Franci è completamente da dimenticare. Ora Opara va al lancio lungo verso Parroni, esce bene di testa però Franci. Faccini con il mancino, palla che termina altissima, fuori misura, la conclusione del numero 9, rimessa dal fondo per Opara, per la Roma Calcio a 8, che è praticamente ormai certo di portarsi a casa questi altri 3 punti e le permettono di allungare ancora in classifica e rimanere per un'altra giornata almeno in testa in solitaria. Ora è QB, il tocco su Lavagnini che fa 5-1 con un destro potentissimo. Molto meglio. Faccini su Concutelli, no, più nulla da dire, praticamente questo match, non che il gol del 5-1 di Lavagnini abbia cambiato qualcosa. Il cross al centro, messo fuori di testa il pallone, Oliva, Simmi, lancio lungo verso QB, ha di fronte a sé Ciuffa fa buona guardia, gli porta via il pallone, arriva il fischio arbitrale per un fallo commesso dal numero 24. Calcio di punizione giocato da Moddio lunghissimo, Pauliello di testa all'indietro, però Opara con una mano, arriva il triplice fischio arbitrale. La Roma Calcio 8 Green Club vince per 5-1 sul Bar Cristal e mantiene sicuramente la vetta